giocattoli da amor. Partono per le crociere splendide senza denari, tornano coi miliardari, le macchine e i cingillà, le femmine di lusso, sonnino partono per le crociere splendide senza denari, tornano coi miliardari, le macchine e i cingillà, le femmine ci costano, ma fan dimenticare ogni dolore. Buongiorno signore, dormito bene? Non me ne parlare, malissimo. Mi dispiace signora, che cosa l'ha disturbata? Cosa vuoi che mi abbia disturbato? Il mal di mare? Strano, il panfilo è ferma d'Ischia, il mare è un olio? Per te il panfilo sarà stato all'ancora, ma per me era in alto mare, in piena burrasca. Ma che dico burrasca? Era un tifone quello, certi cavalloni, caro. Un sogno, signore. Sì, un sogno, un incubo. Credevo di essere su una nave pirata. C'eri anche tu, sai. Avevi una benda nera sugli occhi e una gamba di legno. E sai cosa facevi? Volevi costringermi a mangiare delle salsicce, minacciandomi con la gamba di legno. Domando scusa al signore, riconosco che le salsicce non sono il cibo più indicato per chi ha il mal di mare. Fa colazione? No, non mi parlare di colazione, per carità, altrimenti mi vengono i conati. Si è trattato solo di un sogno, signore? Sì, ma il mio stomaco non lo sapeva. È già sceso qualcuno? Non ancora, signore. Allora sono arrivato primo. Evidentemente. Ho fatto bene a mettere la maglia rosa. Mariella, dove sei stata? Ti ho cercato dappertutto. Ero su a prendere il sole. Vieni. Buongiorno Ugo, buongiorno Allora, Edmondo. Signore, signorina. Ciao papà. Ciao. Che hai trovato Nencini? Che? T'ha prestato la maglia gialla. Ah, è tutto pronto, bravo Edmondo, tanta Ti fame. dice appetito? Ah, wow, al becco, benissimo. Ti sei ricordata la pancetta ben rosolata? Certo, signorina. Ma insomma avete deciso di farmi vomitare ancora? Ma non esagerare con questo mal di mare. Papà, fanno tagliare i capelli. Perché non le fai tagliare i capelli? Ma parla forte. Perché non le fai tagliare i capelli a quella lì? Ti prego di non intrometterti in cose che non ti riguardano. Io sono ancora un romantico, amo le donne coi capelli lunghi. Col suo permesso anch'io, signore. Le donne coi capelli lunghi hanno un altro fascino, è vero? Beh, io me ne vado. Però i capelli glieli farei tagliare, sai? Ah. Ma cos'ha? Gli dà un po' fastidio il mare, Che signore. ci avete portato? Lui non voleva venire. E io invece sì, ho voluto che venisse. Desidero che cambi ambiente, che non stia sempre con le stesse persone, certe persone. Vuoi dirmi qualcosa, Edmondo? Se il signore me lo permette. Sì, te lo permetto. Avrei pensato di sistemare la signorina nella cabina di rimpetto a quella di suo figlio. Io? Ma tu cosa c'entri tu, Luciana? D'accordo, Edmondo. Oh, poi fai trovare per Madame Bressan 3 dozzine di gardenie. Mi raccomando, se non le trova nella sua cabina, quella è capace di tornarsene a Parigi. Bel caratterino. Sai come sono le dive. Al cinema. Che cinema andiamo? Non sai che la Bressan è una celebre cantante? Urla come la mina. Ma che mino di gitta, andiamo! La Bressan è il più famoso soprano del teatro lirico. La più famosa è la Tebaldi. Ecco, brava, fatti sentire così siamo a posto, vero Edmondo? Si assisterebbe a qualcosa di ben più terribile di una conferenza al vertice per la pace. Ah!
perfetto. Grazie. Tu non pensi che forse ho un pochino più di calore nell'interpretazione, no? No, tu hai un senso della misura così preciso. Ah, sì? Allora leggi. Leggi quel disgraziato di Lansbury che cosa ha avuto il coraggio di scrivere su di me a proposito di questo disco. Leggi, leggi. Non parlo l'inglese, lo sai bene. 2 schiaffi glieli puoi dare in qualsiasi lingua. È a Londra. Ci sono aerei in partenza tutti i giorni. Cara, un critico ha il diritto di criticare. Le altre, sì. Ma quando un artista è arrivata dove sono arrivata io, dando al pubblico tutta me stessa, è al di sopra di ogni critica. Appunto, non te ne curare. Oh, certo, naturalmente, sempre la soluzione più comoda per te. Ma no, la più ragionevole. La macchina è pronta, signore. Grazie. Del resto, puoi sempre smentire questo signore nella maniera più convincente. E quale? Non t'hanno chiesto di inaugurare la stagione al Covent Garden. Accetta. Questa è una decisione che devo prendere io. Non ti mischiare nel mio lavoro, come io non mi mischio mai nei tuoi affari. D'accordo. A più tardi, cara. Alberto, Mm? non ti dimenticare l'appuntamento col Visconte di Sauvin. Quello del casino galleggiante? Figurati se me ne scordo. La tua ironia è fuori posto. Non è dell'ironia. È un ottimo investimento. Quando me ne ha parlato ho capito subito che sarebbe stato un buon affare per te. Ne sono convinto anch'io. Pronto? Luca? Mia cara, è lei? Sì. Se non fosse alzato da più di un'ora dubiterei di stare ancora sognando. Mio marito l'aspetta all'una precisa al club del golf. C'è la signora? Veramente? C'è. Sì, c'è, ma non può ricevervi. Ha un terribile mal di testa. Ma il signore aveva appuntamento. Prego, s'accomodi. Ciao, Alberto. Siediti, sono subito da te. Fa pure. Io personalmente non indosserei uno di questi modelli nemmeno per un funerale. E non parliamo della fotografia. Perché non chiamate Julien? Con i soldi che gli dobbiamo, quello non ci fa più nemmeno le fotografie per il passaporto. E il suo pezzo sul défilé poi era un approssimativo. Ho inventato tutto. E chi mi pagava il viaggio? Sì. Lo so, non è colpa sua. Tenga. Meno male. Passo il materiale in tipografia? Sì, passi. Ah, mi raccomando, almeno la fotografia per la copertina. Signorina, venga un momento, per piacere. Ma Alberto, che fai? Dove l'hai il conto corrente? Qui sotto, all'agenzia di credito. Ma si scopre di giorno in giorno. Lo spogliarello è di moda. Signorina, depositi questo e stacchi gli assegni per pagare quei 2. Va bene? È sufficiente? Altro che? Ma perché, Alberto? Un cachet per il tuo mal di testa. Non era il caso. Trovi che siano decorativi i creditori in anticamera? Creditore deriva da credito, e più una credito più vale. Tu che sei un uomo d'affari dovresti saperlo. Sì, ma se si tratta di 1 miliardo. Se è 1 milione invece il credito diventa debito. L'economia ha le sue leggi. Di quanti miliardi è il bilancio di questa tua impresa? Smettila di prendermi in giro. Se non ti volessi il bene che ti voglio, finirei per odiarti. E poiché anch'io ti voglio bene, riuscirò a convincerti che stai gettando via il tuo tempo con questa baracca. Il mio tempo e il tuo denaro. Non hai bisogno di nessun giornale per vivere. Ma per essere indipendente, sì, per sentirmi attiva. Con una rivista passiva. Non lo sarà sempre, vedrai. Verrà il giorno in cui ti renderò fino all'ultimo centesimo tutto quello che mi hai anticipato. E tutte le ore preziose che avremo perduto inutilmente? Non inutilmente, Alberto. Vedi, tu devi cercare di comprendere anche me. Io non sono la donna che può accettare la situazione di mantenuta. Che parole. Sai benissimo di essere l'unica donna che conti per me. Ma ce n'è un'altra, tua moglie, che non aspetta altro che io lo diventi, la tua mantenuta. Avrebbe partita vinta, riuscirebbe perfino a farmi escludere dal nostro ambiente. E a noi 2 resterebbe un quartierino di lusso per i nostri incontri segreti e tutti i bar di periferia. Anche ammesso c'è un lato romantico. Oh, Alberto,
Non chiedermi di recitare una parte che non è la mia. Io odio la Dama delle Camelie, anche quando la canta tua moglie. Come tardi, devo scappare. Non fai colazione con me? No, ho un appuntamento. Ah, vedi, qualche volta sono anche i tuoi appuntamenti che ci rubano il tempo. Sì, ma questo è un affare che riguarda anche te. Ah, sì? Di che si tratta? Te ne parlerò se riesco a concluderlo. Non ho ancora capito cos'è che non la persuade nella mia proposta. Tutto. Ci sono molti casinò in Europa che stanno sulla terraferma ancorati alle finanze di qualche armatore e tuttavia navigano in pessime acque. Sicché secondo lei la mia idea di impiantarne uno su un battello è destinata al naufragio. Esatto. Però un lato molto interessante c'è nella sua proposta, quello di avere colpito la fantasia di mia moglie. Ah sì, la mia idea infatti non le dispiaceva. L'idea e anche l'ideatore. Lei, insomma. Ah, adesso non la capisco più. Si accomodi. È la prima volta che Adriana si dà la pena di parlarmi di un'iniziativa che io potrei finanziare. E probabilmente lei non è il primo che abbia pensato di corteggiare mia moglie per arrivare a me. Mi sembra che lei stia vedendo le cose sotto una luce che non ha... Che darebbe fastidio a un marito in circostanze normali. Adriana le ha detto che ho un amante? No, mai. Ma lo sa perfettamente. E un bel giorno potrebbe decidersi a rendermi la pariglia. Le assicuro che non ho fatto nulla per affrettare questa decisione. Ma non è detto che non lo possa fare. Ah, non mi permetterei mai. Neanche se la pregassi io di permettersi? Cosa? Mio caro Solen, spero che non mi manderai i padrini per la proposta che ho osato farle. No, è che io francamente non ho capito nulla. La credevo più spregiudicato. Io un po' meno. Allora ha capito. Sì, vagamente. Ma dove vuole arrivare? A ottenere il divorzio, semplicemente. È un desiderio legittimo per un uomo che ama un'altra donna. Ma evidentemente sua moglie è ancora innamorata di lei. Perché si rifiuta di rendermi la mia libertà? No. Mi considera un marito comodo. Le sono utili il mio nome e la mia posizione. Temo che la sua idea sia più sballata del mio casino galleggiante. Se lei fosse un uomo d'affari, non rifiuterebbe un contratto che le offre un guadagno sicuro senza perdite. Sì, ma certi bilanci sul libro masso dell'amore non sempre quadrano. Cioè? Il consenso del marito toglie ogni fascino all'adulterio. Sigaretta? No, grazie. Andiamo a far colazione? Peccato, avevo pensato di invitarla a una crociera in Sicilia sul panfilo d'un mio socio, con la scusa di studiare il progetto del casino galleggiante. Ah, mi spiace di avere un impegno. E così io mi troverò solo fra due fuochi, l'amore e... La gelosia? Sì. E poi le liti. No. Mia moglie odia Elena. Elena è... Sì. Elena Lagarde, una donna deliziosa. La conosce? Sì, credo di aver già sentito nominare questo nome. È molto nota nell'ambiente dell'alta moda. Ah, ecco, sì. Avremo passato qualche giorno piacevole, divertente. Divertente, sì. Tutto sommato penso che la sua idea possa essere veramente divertente. Perché non l'accetta allora? Infatti accetto. Bene, si finisce sempre per intendersi tra uomini di spirito. Ed affari. Naturalmente. Signora, siamo a Napoli. Sì, grazie. Napoli, signore. Va bene, mi porti un caffè. Subito. Ecco, signore. Grazie. Prego. Fa niente, signore. Passo più tardi, prego.
Sei venuto per rubarmi un altro bacio? A chiedertelo, casomai. Rubare non è bello. Ma io te lo regalo. Su, adesso vai. Buongiorno. È arrivata? Buongiorno. Ha fatto buon viaggio? Ottimo, Bene, grazie. e i suoi bagagli dove sono? Eccolo là, il facchino lo sta scendendo. ecco. Sono davvero mortificata. Perché ha voluto disturbarsi? Nessun disturbo, volevo mandare mio figlio, ma poi soffre troppo il mare, sa, se il mare è un po' grosso. Sono venuto col motoscafo. Che meraviglia, io adoro il motoscafo. Sì? Veramente non si doveva disturbare. Ma no, nessun disturbo, anzi, per una donna come lei è un vero piacere. Roma, Venga, Napoli, venga. Palermo. È in partenza dal binario 2 il direttissimo Roma, Napoli, Palermo. Sono suoi questi, eh? Sì. Dov'è? Li ho trovati sotto la coperta. Ma che fa, signore? Il treno è già in moto, salga. Hai visto le foto che mi sono fatta fare ultimamente per la sua pubblicità? Ma sa che lei, cara Luciana, lei ha una bellezza, come dire, da infarto. Ah, beh, stupendo. Cosa c'è? I soldi. Cosa? Eccoli lì. Ma no, mi mancano 80 o 90 mila lire. Le ha perdute? Ma che perdute, me le ha prese lui, ne sono sicura. Lui chi? E nessuno, il ladro. Se mi hanno derubata deve essere stato un ladro. Vuole denunciare il furto? No, a che serve? Tanto se non so chi è stato è tutto inutile. Ma non ha nemmeno dei sospetti. Non so, qualcuno è entrato nella cabina. Chi vuole che entri nella mia cabina? E che ne so, il controllore, un facchino, un suo amico. Tanto perché si regoli, io non faccio entrare nessun amico nella mia cabina. Brava. La bellezza è un patrimonio che bisogna sapere amministrare. Lo sa che mio figlio è scapolo? Sì? Vorrei che gli facesse un po' di compagnia. Certi compiti non rientrano nel mio contratto pubblicitario. No, non mi fraintenda, non sarebbe la prima volta che una ragazza come lei sposa il figlio di un industriale. Sì, nelle favole. Anche nella vita. Vede Luciana, mio figlio, all'età sua non va ancora in giro con le ragazze. Come sarebbe normale. E invece ha certi pallini in testa che a me proprio non vanno. Ma dove me lo metti anche te? Qui. Ma no, anche te me lo devi mettere da quella parte. Va bene, signore. Te l'ho già detto, di lì voglio soltanto corridori della mia squadra. Mi scusi, credevo che questo fosse uno della sua squadra. Magari fosse della mia squadra, anche te. Ma quello spilorcio di mio padre non me lo vuole comprare. Ma lo sai che se io avessi anche te in squadra, con quei 4 gregari lì, tutte le tappe sarebbero mie, sarebbero. Ma lo sai cosa vorrebbe dire per me avere anche te in squadra? No, signore. Come si vede che sei rimasto a binda e a guerra. A Rita Hayworth, signore. Ma che cosa? A Rita Hayworth. Cosa c'entra Rita Hayworth? Volevo dirle che anch'io una volta mi divertivo ad appendere foto alle pareti della mia cameretta. Sì, ma io non mi diverto, io lavoro, capisci? Lavoro. Voglio avere un quadro preciso della situazione. Di qui tutti i corridori della mia squadra, di lì gli avversari. E in mezzo un frescone. Senti papà, con te è meglio non parlare perché tanto di certe cose non te ne intendi. Va bene, non me ne intendo. Piuttosto quando arriva il fotografo. Quale fotografo? Quello che deve fotografare Luciana, la cover girl. Anzi, è arrivata, sai? Tieni presente
Che sei tu che devi occuparti di lei. Ma perché me ne devo occupare proprio io? Ma perché sei tu il direttore dell'ufficio pubblicità, no? Va bene, ma lo sai che io alla pubblicità con le donne nude non ci credo. Ma cosa vuoi che gliene freghi alla gente delle donne nude? Sì, Cosa gliene vuoi? frega degli uomini in mutande, piuttosto. Sicuro, perché il pubblico d'oggi vuole forti emozioni. Vuole vedere il muscolo contratto, teso nello sforzo per il raggiungimento del traguardo. Perché le donne non danno delle forti emozioni. Ma sì, ma sono un'altra cosa. Vuoi mettere un bel arrivo in volata con tutto il gruppo dietro e il pubblico che grida dai, dai, dai. Dai, vai a prendere Luciana, su. E vabbè, vado. Tu trascura lo sport, guarda come sei diventato grasso. Non sei grasso. Sono formoso. Vedrai quando avrai la mia età, tu. Edmondo, evviva le donne. Effettivamente, signore. Col suo permesso, viva Rita Hayworth. Che fai? Stavo guardando l'orologio. Bel porco. Perché? Non guardavo mica delle donne, ho detto che guardavo l'orologio. Sì, ma perché lo guardavi? Perché non vedi l'ora di scaricarvi e di imbarcarti su quel maledetto pafillo pieno di donne? Innanzitutto, né io né tu sappiamo se su quel panfilo ci sono delle donne. Ci sono, e tutte nude. Tu non fotografi che donne nude. Non proprio donne nude, modelle, prego. Nude? Sì, ma è un nudo artistico. Poi del resto io non Non le le guardo guardi? nemmeno. Come fai a fotografarli se non le guardi? Con gli occhi vendati, voltato di schiena? Sì, voglio dire che è ovvio che le guardo, ma non le vedo. Poveretto, le guardo ma non le vede, è cieco, un povero cieco. E adesso questo povero cieco deve imbarcarsi su una brutta nave, con tutti i mostri sopra. Solo. Perché naturalmente io non posso venire. No, tu non puoi venire. E perché non posso venire? Perché vuoi essere libero da fare la tua porcheria? Non è così? Senti, bambina, io ho speso tutti i soldi che avevo per farti fare per pochi giorni la vita della signora nel più grande albergo di Ischia. Adesso, per favore, torni a casa, vai a Roma, lasciami lavorare in pace perché vado a lavorare e poi al ritorno ci vedremo. Adesso cosa fai? Perché piangi? Perché ti conosco io, perché non voglio che altre donne ti abbraccino così, ti accarezzino così, ti bacino così. Allora non parti? Sì, ma dopo. Dopo che cosa? Dopo che mi hai aiutato a mettere a posto le valigie. Andiamo. Hai visto che mi hai fatto fare tardi? Ti dispiace tanto? Piuttosto, sei sicuro che ti voglio bene? Sì. Ah, allora quando parti? Ebbene tu sia imbarcata tu. Brava, bacino? Ho detto bacino, non amplesso disperato della profuga. Buon divertimento. Ma te l'ho detto 1000 volte, tesoro, che non vado a divertirmi, vado a lavorare, una fotografia dopo l'altra. Ed è come se tu fossi là con me, sempre. Ne sono sicura. Ecco, brava. Ciao. Ciao. E ci rivedremo prestissimo. E questo che mi passerà allegra. Arrivederci. Ciao. 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 Le valigie della signora nella cabina numero 4. Scusate, vado a cambiarmi. No, un momento. Aspetti, assaggi il mio sidecar. Grazie. Ecco qua. Lasceremo stasera Ischia e punteremo verso la Sicilia facendo scalo a Taormina. Magnifico. Portiamo la nostra Elena nell'isola incantata dove sbarcò Ulisse, reduce dalla guerra, scatenata a un'altra Elena. Mi sapevo un esperto in fatto di listini di borsa, ma non di storia greca. Il mio Remenio è molto istruito, sa, legge oggi la domenica del Corriere, fa sempre le parole incrociate. Mariella? Perché non è vero, forse? Speriamo che non scoppi nessuna tempesta. Allora sarebbe meglio mettere Adriana ai ferri. Zitta, per carità, eccola, se la sentisi con la picco prima della partenza. Conosce il visconte di Sauvain? Buongiorno. Il mio amico di Sauvain, Madame Lagarde. Molto lieto. Ah, però niente, allegria. Rompere un bicchiere porta fortuna. Sì, però rovina anche un paio di scarpe. Mi dispiace, Adriana. Non è niente, devo solo andare a cambiarmi tutta. Non essere esagerato. Peccato, le sue scarpe erano così intonate con il cappello di Hermès. Ah, finalmente un uomo che capisce qualcosa dell'eleganza delle donne. Sì, A più tardi. certamente. Scusi, signore, il fotografo è arrivato. Va bene. È già al lavoro. Sì. Manda un marinaio a pulire. Ecco, bravo, sì.
Guardi questo quanto è ecco, bellino. questo qui va bene. Mi sembra che anche il colore possa andare, Questo no? qui va bene, questo va Mi bene. hanno detto che lei è un bravo fotografo. Le hanno detto la verità a metà, perché a dirgliela intera dovevano dirle che io sono il miglior fotografo che esiste. Ce n'è solamente uno che mi batte come fama. E chi è? Quello che ha sposato la cognata del Filippo d'Inghilterra. Con la differenza che lui viene chiamato il fotografo dei principi. E io invece sono il principe dei fotografi. Questa qui è buona, eh? Così. Come così? No, Beh, allora guardi, vediamo i va meglio costumi, questo come colore, no? Ah, sì, ecco. Vede? Questo qui si intona col costumino. Sì, sì. Questo in tinta, va benissimo. Sì, dia un po' a me. Sì, così va bene. Ma che belle gambe. Sa che è veramente una gamba perfetta, classica. Lo sa che lei c'ha proprio un bel profilo? E lei lo chiama profilo, questo? Senta, perché non fa una fotografia nuda nel mio studio? Serve per un produttore mio amico. Guardi, mi ha incaricato di... Le rendo noto che la signorina va guardata soltanto attraverso l'obiettivo della macchina fotografica e non ad occhio nudo. Beh, ma non posso mica andare in giro con l'obiettivo saldato nell'occhio, sa. Io devo vedere i colori intorno alle cose a occhio nudo. Ho capito, vabbè. Edmondo, che cabina hai riservato al signore? La numero 6, signore. C'è anche uno stanzino che potrà servirgli da camera Ecco, oscura. benissimo. Così se non si comporta bene con la signorina lo chiuderemo nella camera oscura, eh? Cos'è? Mi mettete in castigo. Andiamo. A più tardi, venga di allora. qua, da questa parte, di qua. sì. Grazie. La signorina appartiene al reparto pubblicità, signore, quindi contatti esclusivi di lavoro. Ah, allora con la signorina niente. Sento un po', con le altre? Le altre sono signore, signore. Ah, sì? E allora perché invece delle cinture di salvataggio su sta nave non mettete le cinture di castità? Oh, è buona che sta chi è? Da questa parte. Da parte del commendator Lemeni. Oh, grazie, molto gentile. Lo sa che quando lei parla non si capisce se scherza o se fa sul serio? No, mi dica la verità. Qui a bordo c'è qualche donnina facile? Ogni donna è facile, signore. Diventano difficili solo quando desideriamo disfarcene. Urgo, chi lo dice? Ollo, che bella, aspetti un momento. Signorina, ha bisogno di una mano? Certo, chiuda quella porta, per favore. Grazie. Quella. Poi, ma... È per fortuna che aveva detto che le donne erano facili qua. Facili per chi possiede miliardi come gli altri ospiti di questo panfilo, signore. Ecco la sua cabina. E poi è mica vero che per conquistare le donne dell'alta società bisogna avere dei miliardi. Io per essere fotografo, guardi, mi capitano delle occasioni che sono veramente fantastiche. Forse sarà per l'ambiente che frequento, ma io di avventure con le donne dell'alta società ne ho avute a bizzeffe. Avventure spiacevoli, immagino. Come sarebbe a dire spiacevoli? Ceffoni, signore, o pedate del marito. Ma va, quelle robe lì sono barzellette, i ceffoni del marito e le pedate. Sai l'ultimo che mi è capitata? Giorni fa stavo visitando un castello di un principe romano. Un castello vero, guardi, con tutta un'ala disabitata a lume di candela. Poi che ti viene fuori dalla penombra una duchessa. Poi mica una contessa o una baronessa, una duchessa, piena di stemmi e di corone che facevano paura, straripava stemmi e corone dappertutto. Poi profitto della penombra, caro mio, mi viene vicino e con la È inutile manina... che prosegua, signore. Ho veduto anch'io la dolce vita del signor Fellini. E le dirò che non condivido il suo punto di vista circa la vita dissoluta del gran mondo. I nobili sono gente seria. Serissima. Io ho avuto l'onore di servire in molte case patrizie. E a quanto mi costa, i nobili non si spogliano mai dopo cena. Ah, no? Cenano nudi. Ah. Con permesso. Cosa fanno? C'erano nudi? Porco, quasi c'erano nudi. Quella, ceniamo nudi! Oi, te la chi? Stasera si cena nudi, capito? Stasera io vado là, nudo e ceno! Ora, che bella vita! Libero! Sono libero! Ma tu cosa fai qui? Lo stesso che fai tu. Come lo stesso? Io faccio il fotografo qui. Il porco fai, non il fotografo. Ti ho visto, sai? E ti ho sentito pure. piano. Il castello del principe. La duchessa con corone e stemme dappertutto. Ma di un po', aveva la stemma anche sulle mutante? Oh no, ma no, quella è una storia inventata per fare impressione al maggiordomo. Ma come ti è venuto in testa con tutti quei piccoli particolari? No, signor, l'ho vista nella dolce vita, no? L'hai vista la dolce vita? No. Non hai visto la dolce vita? No. Ma Dio, ma guarda la scarogna che c'ho io. Quello lì che volevo impressionarlo, l'ha vista. A te volevo darti la prova della verità, non l'hai vista. Beh, comunque adesso ti metti i tuoi vestiti, li prendi e te ne parti. Ma i miei vestiti sono rimasti sul mollo. Sono mollo? venuto in nuoto. E potevi affogare, no? Come?
Dico, e potevi affogare anche, incauta. Comunque adesso ti metti qualcosa di mio, e Bonina, tranquilla, te ne vai subito, prima che il naviglio se ne parta, eh? Va bene? È già partito? Oh, mamma mia, adesso cosa facciamo? Ma lo sai che non mi hai ancora salutato? Oh, no. No. Oh, ma chi si vede? Ma che bella sorpresa! Oh, che felicità! Vogliamo fare una canasta? Io e Bressan contro chi vuole. Soci anche nel gioco, così potete imbrogliare tutti come nei vostri Ah, affari. bene. Oh, no, grazie, io non gioco. Lei, Elena? Neanch'io. Trovo che è inutile restare qui, quando fuori c'è un cielo pieno di stelle. Credevo che fossi molto più interessata alle cose terrene che a quelle celesti. Le stelle in terra si spengono così presto. Se alludi a me, io ho l'intenzione di brillare ancora per molto tempo. Non sono una rivista di mode, io. Senti, Adriana, se continui io... Pucipaco. Pucipaco? Che vuol dire Pucipaco? È una parola magica che si usa in India. Perché tu sei stata in India? Anche. È lì che ho imparato a difendermi dalle tigri. Pucipaco? Pucipaco, Pucipaco. Divertente, no? Sì, molto. Scusate, ma io vado fuori a respirare. Facciamo questa canasta, vai, che è molto meglio. Luca, mi fa compagnia? Mi spiace, mia cara, ma non so giocare. Gioco io. Bene. Oh, finalmente. Andiamo, venite qua. Facciamo questa canasta. Come ci disponiamo? Dunque io gioco con Luciana e Bressan con Adriana. E io? Vada, piccola, l'aspettano. Le lascio il mio posto. Le Meni si lascia spogliare più volentieri da lei. Vediamo un po' chi fa le carte, eh? E lei ha cantato anche in America? Sì. Sono nota in tutto il mondo, cara. Dove non mi conoscono di persona, conoscono la mia voce, con i miei dischi. Oh, io ne ho moltissimi di dischi. Miei? No, di Modugno, Dallara, la Mina. Non so chi sia. Ho anche un disco d'opera, sa, sì, la Bohème. Giochiamo adesso, Bellissimo. giochiamo. Cantato dalla Tebaldi. La conosce la Tebaldi? No. Bella voce. Che caldo, non c'è neanche vento stasera. Sì, fa caldo. Fumi sempre Muratti? Sì, sempre. Prego. Grazie. Mi fa piacere, sai? Per così poco. No, dico, mi fa piacere fare una cosa che fa piacere a te. Ho accettato l'invito di venire su questa barca solo quando ho saputo che così avrei collaborato alla tua piena e completa felicità. Allora sei già al corrente di tutto. Di tutto. Anch'io. Come vedi, mi sacrificherò per te. Non è un gran sacrificio. Adriana è una donna attraente. D'accordo. E adesso sei qui per farla ingelosire. Anche. Senti, ti dispiace di avermi incontrato? Ci si perde, ci si ritrova. Ma toglimi una curiosità. Sì? Questo titolo di Visconte di Saumur, dove l'hai trovato? Nell'alfabeto. Ci sono tante lettere a disposizione. Io sono stato discreto, ne ho prese solo 6. C'è chi ne ha prese di più. Poi un titolo nobiliare fa ancora colpo su questi ricchi plebei. Alberto non è un plebeo. Può darsi, ma è troppo ricco. Oh, tu hai scelto benissimo. Proprio quello che ci voleva per te. Ricordo ancora certi tuoi conti di pellicciai, di modiste, di sarti, Che tu pagavi in cambiali. che andavano regolarmente in protesta. Ma adesso potrai sistemarti per tutta la vita. Alberto, divorziando, lascerà Adriana molto ricca. Oh, ma ne resteranno molti anche per te. È così ricco quel caro Alberto. Ti prego di non ricominciare con quel tono insolente che conosco bene. Tanto è inutile. È utilissimo, invece. Non ho mai sentito in vita mia un così urgente bisogno di essere insolente. Bisogno che hai sempre avuto. Pucipaco. Sai, poco fa, a momenti mi facevi morire. Rivedendoti così arrabbiata è venuto in mente quell'unico sistema che avevo trovato per farti rompere meno piatti e bicchieri. Come se fossi stata solamente io a romperli. Ah, no, Elena, ricordo che l'ultima Senti, volta... per favore non parlare
di quella stupida ballerina spagnola. Oh, una delusione, andiamo. Si sapeva muovere soltanto a teatro. Tu non credevi che io facessi sul serio, no? Già. Evidentemente eravamo troppo innamorati. Accidenti all'amore. Accidenti. Luca, Sì? sai che sono di nuovo innamorata? No. Come no? Tu non sei innamorata. E io ti dico di sì. Buonanotte, Visconte. Buonanotte, signora Bressan, buonanotte. Ciao, Alberto. È Sauvin quello che fuma là? Sì, Sei stata tutto questo tempo con lui? abbiamo parlato del nostro passato. Il vostro passato? Ti ho detto che mi sono divorziata 2 anni fa. Da lui? Da lui. Ah, com'è piccolo il mondo. E sono stato io a farlo invitare. Alberto, guarda che Luca è l'ultimo uomo di cui devi essere geloso. Non ho proprio nessun rimpianto di averlo lasciato. Dopo tutti questi anni di infelicità con lui, ho avuto la fortuna di incontrare te. Il Visconte di Sauvin non aveva un carattere facile. Peggio di Adriana? Guarda, Adriana diventa un angelo. Andiamo a prendere un whisky? E chi ci voleva nascondere un po' di dessert nella tasca del Ho calzone? provato, ecco. Che ha? Ecco le dita unte e sporche perché mi si è squagliato in tasca. Era un gelato con le ciglia gialce rosse, schifose. Ah, ma qualcosa ho preso per te, sai? Ah, sì? Al bar, Cos'è? al bar ho rubato. Che cos'è? Guarda, noccioline. Non sono una scimmia. Conta di esserlo, mangiale che fanno bene. Guarda le scimmie che le mangiano, sono arrivate alla luna prima di noi. Mangia qua. Un corno! Adesso sai che fai? Vai a cercare qualcosa da mangiare. Se non mi metto a strillare così. Ah! Vado. Aia. Vado. Ma cosa mi è saltato in mente quel giorno che piangevi sulla panchina di venirti a domandare che cosa ti era successo? E tu non me l'hai detto. E io ci sono cascato lo stesso. Perché quando vedo una donna piangere divento tutto burro e miele, che schifo mi faccio. Almeno oggi me lo puoi dire perché piangevi quel giorno? O devo pensare che l'hai fatto apposta per intrappolarmi? Il mio amico mi aveva dato uno schiaffo. Uno schiaffo a te? Sì, Un uomo che picchia una donna? sì. Che brava gente che c'è ancora al mondo. Nocciolini. Un pollo è quello che ci voleva. Sera. Buonasera. Proprio quello che ci voleva. Ma guardi che... Me lo mangio subito. Prima avevo il mal di mare e allora non potevo mangiare. Adesso invece il mal di mare mi è passato e posso mangiare tranquillamente tutto il pollo. Perché poi pare sia l'unico sistema, sa? Quando si soffre il mal di mare, appena finito il mal di mare, l'unico sistema è mangiare. Insomma, far lavorare lo stomaco. Ecco, guardi, a dire la verità, il pollo l'avevo preparato per me. Perché anche lei soffre il mal di mare? Sì, E allora tremendo. l'unico sistema è far lavorare lo stomaco. Ecco, facciamolo lavorare. Sa cosa facciamo? Ce lo dividiamo e ce lo mangiamo. Lei è molto buono. Prego. Ma non qui. Dico, io preferirei mangiarlo in cabina. Ah, sì, forse è meglio. L'atmosfera della cucina non è molto... Andiamo nella mia cabina. No, non ho capito. Io vorrei mangiare la mia metà nella mia cabina. Nella tua cabina? Per me è lo stesso, andiamo nella tua cabina. No. Come no? Sì, andiamo nella sua cabina, va? Andiamo nella mia? Sì. Si decida. Sì. Ma lei si sta annoiando, eh? No. Vogliamo andare a ballare? Grazie. Venga. Stanotte più dolce sarà. Asso di quadri, denari. E tutti sappiamo chi è, vero? Chi è? Non mi interessa affatto. Il denaro lo posso fare da me con la mia voce. E infatti lo mettiamo vicino alla donna di fiori. Fante di cuori. Le carte non sbagliano mai, mia cara. Perché il fante l'ha preso da sotto? Perché cuori è amore. E l'amore lo si prende dove si trova, vero? Però questo è barare, mio caro. Barare, che parola grossa. Diciamo aiutare la fortuna.
E lei è molto fortunato. Moltissimo, dato che sono qui. Difatti lo dicono anche le carte, guardi. Asso di fiori, vicino al fante di cuori, per tutta la vita. Non mi ha ancora detto che impressione ha avuto di mio figlio. Veramente l'ho visto solo un momento. Ma è sempre così amante della solitudine? No, sta in cabina perché soffre il male. Perché non va a trovarlo? A quest'ora? Se crede, gli farà piacere. No, dicevo così solamente per sentire come sta, ecco tutto. Sì. Come? Lei non mangia? No, mangi lei intanto, io mangio dopo. Intanto guardo qua intorno. No. Lei deve mangiare subito. Non c'è come mangiare per evitare di nuovo i conati. Bisogna tenere lo stomaco occupato. Mangi. Tu, chi si vede? Guarda là, è il vecchio Bobè. Lo conosce? Come no, questa fotografia l'ho presa io. Dove? Al Giro di Francia. Lei ha fatto il Giro di Francia? Come no, l'ho fatto tutto come fotografo. E anche quella lì. Questa qua? Sì, quella lì di Bartali, quella lì l'ho presa io, anche quella. Ma allora lei è un patito del ciclismo come me. Porco, da cosa l'ha capito? Dal fatto che si è talmente entusiasmato che ha messo la coscia del pollo dentro la tasca, senza accorgersene. Non ci crede. Guardi. Ma no. Sì, l'ho visto. Ma guarda cosa fa lo sport, Adesso non può neanche più mangiarla. Si è sporcata tutta di tabacco. Che schifo. Ma se lo ricorda quel Giro di Francia? È stata una cosa fantastica. È stato il più bel Giro di Francia che si sia mai visto. Sì, un bel giro. Fantastico. Io mi ricordo la formazione di tutte le squadre. Guardi, in Italia c'era Bini, Bartali, Boni, Baffi, Bevilacqua, Magni, Padotti, Minardi, Leoni, Bini e Boni. Squadra della Francia: Bobet, Darigat, Gautier, Privat, Forastier, Barbotin, Maquet, Irac, Fautin e Mitin. Ma la vera rivelazione del Giro, si ricorda chi è stato? No. Ma come, non se lo ricorda? Ma no. Coblet. Coblet in salita era fantastico. Sembrava un angioletto biondo che correva verso il cielo azzurro. Lo sa che una volta a me per starci dietro è venuto il male d'aria? Cosa è venuto? Sì, male d'aria. Male d'aria. È un po' come il mal di mare. Oddio, il mal di mare. Mamma mia, mi è ritornato il mal di mare, mi è ritornato. Si sente male? Si fa male, oddio. Si mette giù, si stende. Mi fa male. E soprattutto non parli più. Stomaco. Lo sa, è il ciclismo. Tutte quelle biciclette che girano fanno male, sa? Mi fa male lo Ecco, stia giù, stomaco, così. Anzi, stia giù con la testa. Ecco, non guardi su perché sennò balla tutto, Io vado in cabina. Mamma mia. Ma cosa fa? Ma non porterà mica via tutta questa porcheria qui? Non deve mica mangiare, sa? Fa malissimo. Prenda 2 pastiglie di Xamammina. Queste sono efficacissime. Prenda. 2 le piglio anch'io. Arrivederci. Oh, mamma mia, che male. Oddio, mamma, che male, il mal di mare. Oddio, che brutta cosa che è il mal di mare. Mamma mia, come sto male. Ma chi è? Come si permette?
cosa fa qui? Sto raccogliendo gli aranci. È la stagione della raccolta degli aranci questa, e io li raccolgo. Gli aranci? Sì, aranci, sono proprio aranci, dal latino Citrus aurantium. Vada via, se no chiamo gente. No, forse è meglio di no. Vada Guardi, via, ho chissà detto! poi la gente cosa dice. Guardi che... posso portarmi via un arancio? Via, mascalzone! Ma cosa fa nella mia cabina lei? Non lo vede? Potrebbe almeno usare le podate, vero? Il pollo si mangia con le mani. Ma perché hanno tutti fame questa notte? Chi è? Chi è? Sono Luciana. Volevo sapere come stava. Così e così. Io invece ho un vuoto allo stomaco. Ha fame anche lei? No, anzi, ho un certo malessere. Non avrebbe qualcosa da darmi? Sì, però quando si soffre il mal di mare non ci si imbarca. Hai ragione. Posso entrare? No, ho delle pillole qui. Anzi no, le ho lasciate in cabina. Vada, la raggiungo subito. Gliele porto. Senta, signorina, però adesso lei mi fa la santa cortesia di andarsene. Perché? Ma come perché? Perché lei è una donna e io sono un uomo. E poi è nella mia cabina e per di più in pigiama. Questo è pigiama da uomo. Eh sì, ma le gambe non sono mica da uomo. Le vedo benissimo, sa, sono da donna. Via libera, se ne vada. Le ossa non le mangia? No. Meno male. Ah, le pillole. Avanti. Le ho portato le pillole contro il mal di mare. Grazie. Le prenda subito, eh. Credo di stare già meglio. No, non si fidi, sa. Il mal di mare fa certi scherzi. Anch'io prima credevo che mi fosse passata. Avevo mangiato anche del pollo. Poi invece, no, se lo sapevo non lo mangiavo il pollo. Supponiamo che non si fosse trattato di mal di mare. Allora è mal di stomaco. Sa cosa le consiglio? La stomatilbenzolina. Ma no, neppure di quello. Ah no. Allora la mia diagnosi è terminata. Buonasera. Posso farla io? No? La diagnosi. Forse era una scusa. Spiacente, io non ho pillole contro le scuse. Che scusa, scusi? Per fare 4 chiacchiere con lei. A quest'ora? Ma lei è matta. Beh, perché? Perché a quest'ora si va a dormire, cara signorina. Quando se ne ha voglia. Già, ma guarda, combinazione, io ne ho proprio tanta voglia. Buonanotte. Aspetti. Ma proprio tanto sonno. Beh, proprio tanto sonno no, ma ho le palpebre stanche. E poi io sono un uomo. E allora? E allora non vorrei comprometterla. Oppure teme di compromettere se stesso. Ah, non c'è pericolo. Io con le donne so stare al mio posto, sa. Finché non trova quella che le piace. Beh, per adesso sono scapolo e vaccinato. Ma perché? Che cos'ha contro le donne? Oh, niente in particolare. Però io conosco certi tipi, sa. E poi le statistiche parlano chiaro. Lo sa che su 100 atleti 75 accusano un calo di forma subito dopo il matrimonio. L'altro 25% non accusa il calo di forma, però rimane cornuto. E allora tanto vale. Lei cosa ne pensa? Veramente non so. Mi dica lei, mi dica. No, guardi, per carità non tocchiamo questo tasto perché... È scabroso? Non è scabroso, ma è un po' polemico, insomma, ci sarebbe da parlarne. Io non posso mica stare qui fino a domani mattina, sa? Su, vada a letto. Ma le ho detto che non ho sonno. Allora le potrei portare un bel sonnifero. Il paratintin? Io c'ho tutto, sa, nel mio armadietto. Lo adopero sempre per gli atleti. C'ho tranquillanti, c'ho anche delle bombe, insomma, c'ho proprio tutto quello che serve. Beh, credo proprio che le manchi qualche cosa. Che cosa? Lo spirito d'iniziativa. Dice? Perché, non è vero? Senta, lei questo non me lo doveva dire, sa? Guardi che l'ha voluto lei, mi ci ha tirato per i capelli, mi ci ha tirato... Coraggio. Beh, e allora stia a sentire. L'anno scorso mi trovavo al Giro d'Italia sulle Dolomiti. A un certo momento non si rompe la ruota Bitetti. Cosa? Non si rompe una ruota Bitetti? Ma che c'entra? Come che c'entra? Lei ha detto che non ho spirito di iniziativa? Stia un po' a sentire. Come ho visto che la ruota di Bitetti era rotta, con una macchina sono andato nel gruppo. Sono andato da Sognecin, che è il gregario, mi sono fatto dare la ruota e gliel'ho data a Bitetti. Esca. Le ho detto di andarsene. Come?
Le ho detto di andarsene, perché voglio dormire. Ma ti ho detto che non è forno. E lei me l'ha fatto venire. Fuori! Ciclismo? Fuori, se ne vada! Imbecille. E così l'hanno lasciato solo? C'è un vecchio detto cinese che dice: nessuno è miglior compagno di se stesso. Un whisky e una sigaretta mi fanno sempre un'ottima compagnia. Anch'io avevo voglia di un whisky, ma ho aspettato che tutti se ne fossero andati. Spesso detesti il mio prossimo. Immaginandolo l'ho aspettata per farle da barman. Grazie. E come va il casino galleggiante? Ma per ora cerco di galleggiare io. Anche a un uomo come me, malgrado tutte le sue vicissitudini, può capitare la maledetta occasione di innamorarsi. Perché maledetta? Per la ragione vecchia come il mondo che bisogna essere in due. Se tu mi amassi come io ti amo, quanto t'amerei. L'ho cantato tante volte. E io ho fatto tanti viaggi per venire a sentire quella frase indimenticabile che tutto il pubblico ascoltava. Già fin da allora, oscuro ed ignoto innamorato, come tutti gli altri piccoli comuni mortali della platea dell'Ogione. Merito di Verdi, non certo mio. Nessuno ha mai saputo dire l'amore come lui. E nessuno l'ha mai saputo cantare come Adriana Bressan. Amami, Alfredo, amami come io ti amo. Dio, come avrei voluto chiamarmi Alfredo. Luca, lei continua a barare, vero? Vogliamo giocare a carte scoperte? D'accordo, io ci sto. Ecco, mettiti in posa. Così? No, così non va bene, cambia. Così? Bellina. Bellina, ma per qua non va bene. Cambia ancora. Senti, e così? Gamba destra fuori. Sì. Ecco, bellissimo così. E adesso spalmati. E come così? Ma no, così pare che ti stia mettendo un olio da cucina qualsiasi. E olio abbronzante le mani. Spalmatevi e diverremo amici. Anche le scottature con l'olio alle mani diventano un piacere. Vescichette, sì. Ma vescichette le mani. Sulle gambe, sul ventre, sulle spalle, sulla bocca. Ehi, giovinotto? Stupido. Oh, mi scusi, stavo Non mi mettendo in piacciono posa la questi signorina. scherzi, poi anche sui miei prodotti. Pessimo gusto, Ma le sa? stavo... Ma le stavo insegnando a mettersi in posa. Ho capito. Mi vuole lasciare solo con la signorina, per favore? Sì, subito. Grazie. Devo parlarle. Però non mi parli di suo figlio. Perché no? Mi ha mancato di rispetto. Ah sì, mi dica. Lei lo avrà messo a posto, eh? Questo sì, l'ho buttato fuori dalla cabina. Non le sembra di aver un po' esagerato? Io? Sì. È stato suo figlio ad esagerare. Ragazzaccio quello lì, ma cosa le ha fatto, mi dica? Che cosa ha fatto? Sì. Per un'ora mi ha parlato di un certo signor Bitetti. Non mi ha fatto un complimento, non ha cercato nemmeno di darmi un bacio. A una ragazza come me. E non esagera? Non esagera forse? Certo, esagera. Ma allora? Che giornata! Come sono felice di essere qui con te. Guarda. Mi avevi detto che era un posto incantevole, ma questo supera ogni immaginazione. Che meraviglia! È stupendo. Cosa mi ha portato? Finalmente adesso puoi sfamarti. Guarda che ben di Dio. E perché lo guardi così? Non è mica un lombrico. Non è nemmeno un pollo arrosto, come voi, che mi sazi con un coso così. È tutto quello che ho avuto in cucina. Sono andato dal cuoco e gli ho detto appetito. E lui... Tornaci di lì che hai fame. Uffa, non posso! Siamo in un ambiente di signori, lo vuoi capire? I signori non hanno fame, hanno appetito. Non sono signora, sono signorina e affamata. Tu sei soltanto maleducata.
Ad ogni modo, dopo colazione scendo a Taormina e vedrai che sistemo tutto. Mi andrai a prendere qualcosa da mangiare? No, vado a prenderti da vestire. Allora mi presenterai al padrone del Panfillo. No, al padrone del treno ti presento io. Con la precisa consegna che ti lasci scendere soltanto quando sarai almeno 2000 chilometri. Puoi dire che mi vuoi rimandare a Roma? No, non la voglio dire. La voglio fare! Calma. Scusi un momento, commendatore. Prego, prego. Valentino, 2 martini dry. Uno per me e uno per te. Grazie, San Marchese. Hai una penna? Tieni, fammelo cambiare. Vado al portiere e farò cambiare. Ce lo giochiamo? Come vuoi. Prima tu. 3 donne. 3 re. 3 fanti. Oh già, scusa, mi sono sbagliato. Anche Baro. Tu? Ma che piacere rivedermi, vero? Certo. Ecco, queste sono le 100.000. Permetti? Questo mi evita di andare in questura. Ecco. E così la partita è chiusa. Aspetta. Ti prego, aspetta un momento. Perché? Ecco, per te la partita sarà chiusa. Per te no, eh? Ti secca che me li sia ripresi, vero? Ma no, non intendevo dire questo. Io non derubo mai le donne. Mi avevi forse scambiata per un uomo? E come avrei potuto? Senti, ero con l'acqua alla gola in quel momento lì. Sarebbe troppo lungo a spiegarti. Non ci tengo affatto. Ma io sì. Non voglio che tu rimanga con questo brutto ricordo di me. Vorresti farmi credere che non sei un ladro? Ah, no, ma c'è modo e modo di essere ladri. Ah, sì? Non sei d'accordo? Fammi piacere. Ma anche ai peggiori assassini viene concesso di difendersi. Bene, allora vai a costituirti e verrò al tuo processo. Ci verresti? Beh, perché no? Ma tanto sarebbe inutile. Ci sono delle cose che potrei dire a te, ma non ai giudici. Quali? Ho qui la macchina. Facciamo un giretto? Hai paura? Di te, figurati. L'hai rubata? Comperata. Fai un mestiere che ti rende bene. Vieni. Primo Grassischi, secondo De Rigat, terzo De Filippis, quarto Dubac, quinto Jimmy. Guardi, meglio guardi, mi Cavanencini. basta il primo. Sì, grazie mille. Scusa, dove vade? Devo andare a fare delle spese se non le secca, Allora l'accompagno in macchina, eh? No, guardi, sono delle spese personali, devo andare giù per le scalette per far prima. Ma tanto io ho un'ora di tempo. Perché un'ora? Eh sì, aspetto l'altro giornale radio, l'arrivo della tappa. Ma guardi che ripetono le stesse cose che hanno detto adesso. Ah, non fa mica niente. Io i servizi speciali me li sento tutti, non si sa mai, magari cambia qualcosa. Ah sì, allora vuol dire che aspetta, se lo sente poi me lo racconta quando ci vediamo. Dove va, scusi? Le ho detto che vado a fare delle spese personali, delle cose mie, sono affari miei. Oh, per carità, lei può andare dove le pare. Io non sono mica uno di quelli che vuole seguire per forza una persona e continuare ad andarla dietro. bravo. Se deve andare in un posto ci vada Arrivederci, pure, bravo. senta. Dove va, scusi? A fare delle compere personali. Vengo anch'io, va là. Insomma, si può sapere cosa se ne vuol fare di questo vestito? Gliel'ho detto, è un regalo. Ma allora ha ragione la signorina, scusi. È più chic che se lo faccia mandare dal negozio sullo yacht. No, me lo porto via, me lo incarti. Il signore non si fida? Sì, ecco, brava, il signore non si fida, ecco. No, andiamo, non sia ridicolo. Scusi, sa signorina. Uffa, il vestito è mio e me lo porto via. Sì, bravo, poi magari se lo mette addosso lei. Sì, me lo metto addosso io. No. Sì, mi metto il vestito da donna e mi faccio delle fotografie. Come vestito da donna? Vestito da donna, è una trovata pubblicitaria. Poi metto lo stesso vestito addosso a Luciana, faccio le fotografie a lei, poi scrivo sotto la mia fotografia. Ecco come ero prima, sembrava un uomo vestito da donna, ma dopo l'uso dei prodotti di bellezza e le beni sono così. Fotografie di Luciana, compro questo. Lo sai che la trovata non è mica male. Le piace? Piacerebbe anche a mio padre, piacerebbe. Sì, è un po' come prima e dopo la cura. Carina, eh? Bene, com'è? Ecco come ero prima, sembrava un uomo vestito da donna. Adesso, dopo l'uso dei prodotti di bellezza... Le meni. Sono cambiato ed eccomi qua. E si vede la fotografia di Luciano col vestito. Bellissima, eh? Sì, però io non mi metterei questo vestito qua.
Perché? È bellissimo. Ma no, Ma bello, è verde? Scusi, è verde come i miei È occhi, io ho gli biadito, occhi verdi, anche No, Luciana. Qui dicevo si un fanno 2 altro. pence e No, sta guarda. benissimo, poi il resto lo so io. Un pochino più colorato. Ma perché colorato? Insomma, la dita alle mene è mia, no? Abbia pazienza. Vediamo un po'. Guarda che cose belle ci sono qui a Taormina. Chissà se c'è quel modello lì anche in verde. Oddio mio. Ma no, poi lo guarda i movimenti. È meglio, così si vedono le gambe. No, poi quando si muove si vedono tutte le gambe storte, si vedono, guarda. Ma questo è troppo. Poi giù se entro li prendo a schiaffi. Ma perché? Ma perché? Ma non capisci proprio niente, vieni via. Scusi, a che epoca risale questo? Al terzo secolo avanti Cristo. Come dicevo poc'anzi, il teatro greco-romano, originariamente greco poi romano, i romani successivamente con la loro propria architettura hanno portato delle modifiche, hanno fatto dei... E prima, non avevi mai rubato? Mai. Se non avessi incontrato quella donna, oggi sarei ancora un onesto contabile col vestito rivoltato e le scarpe risuolate. E con la coscienza pulita. Quella non conta niente per te. La coscienza. Come vi riempite la bocca con questa parola, voi altri incensurati? Ma non hai paura di andare in galera? È un posto come un altro, si entra, si esce. Ci sono sempre rimasto poco io. Buoni avvocati. No, buoni amici che ti mandavano alla lima. E sei scappato? Lascia andare, non mi piace rivangare certe storie. Preferisco i ricordi della Costa Azzurra, quelli sì. Mai inteso parlare del gatto? Quello del maglione blu che non sono riuscita a pescare. Tu? Mi ricordo una notte a Cannes. Mi era appena messo in tasca il bottino, gioielli naturalmente, quando si apre la porta e Margaret accende la luce. Margaret, un inglese, una lady. Ero in trappola, capisci? Se avessi cercato di scappare avrebbe gridato. E tu sei ricorso alla Berta. E chi è Berta? Ma è la rivoltella, la chiamano così nei romanzi gialli. Ah, sì, è alla Berta. E hai sparato. Non ce ne fu bisogno, cadde giù da sola. Svenuta. E allora tu, Aria. No, aspettai che rinvenisse. Cosa? Era così bella. E poi? Sorvoliamo. La mattina dopo fu lei stessa a pregarmi di tenere i gioielli. Cara Margaret, voleva che me ne servissi per rifarmi una vita. E io, come ricordo, le lasciai il maglione blu. Bugiardo. Ma come, non credi a quello che ti ho raccontato? Alla storia che mi hai raccontato, sì. Ma non ti ricordi quello che mi hai detto prima, che tu non derubavi mai le donne? Vabbè, nel nostro mestiere qualche bugia bisogna anche dirla. Senti, conosco un posticino veramente carino, frequentato da turisti cafoni ma molto ricchi. Andiamo. Tu non sei come potresti essere, tu non ami come potresti amare. Perché guardi tanto quella signora? Quale signora? A quel tavolo, con quel meraviglioso collier di brillanti. Lo hai notato anche tu? Non sono certo un'esperta come te, ma non sono neppure cieca. Ma non ti verrà mica in mente di... Vieni. Ma tu Aspettami qui e preparati a filare. Cosa? No, aspetta, Lascia. senti. perché Potrei rapire la signora? È così importante? Di un'importanza decisiva. Scusatemi. non fuggire a Nella mia tasca destra c'è una rivoltella, signora. Oh. L'avverto che è un'arma maledettamente facile a lasciar partire un colpo. e capirai perché. Per un attimo, solo per un attimo. Qui possiamo parlare. Non c'è bisogno di parlare. Voglio la collana. Ah, e potrei saperne la ragione? Piace molto a una donna. Ma se è così, piace anche a me. Purtroppo credo di esserne innamorato. Allora, se c'è di mezzo l'amore, mi arrendo. Mamma cara, sei un tesoro. Aspetta un po' prima di tornare giù. Ma che fai? È roba tua, adesso filiamo. Ma io non la voglio. Niente isterismi, non è il momento.
Che ne hai fatto della signora? L'ho messa a dormire. Oddio mio. Ma dove andiamo? Ci inseguiranno e ci arresteranno. Sta tranquilla, è tutto previsto. La polizia di mezzo mondo mi è corsa dietro senza mai riuscire a prendermi. Guarda se c'è qualcuno fuori. Sono tutti a terra. Ma guarda lo stesso. Nessuno. Ho il rossetto. Oh. Ecco. Ciao. Hai avuto tanta fretta di salire e nessuno è ancora tornato a bordo. Se il tuo piano funziona, non dovremo più nasconderci. Speriamo. Anzi, ci conto. Bevo a una cosa che mi era sembrata irraggiungibile per tanto tempo. Se alludi alla tua libertà, ne godrai per poco. Te la sacrifico. E senza battere ciglio. Ma anch'io ti offro un grosso sacrificio, la mia carriera di giornalista. Se per te è così importante, non occorre che la sacrifichi. Ma come? Hai detto che sei sempre stato contrario alla mia rivista? Cara, se ti vorrai divertire anche dopo il matrimonio, ti darò io un giocattolo che ne valga la pena. Per esempio? Che ne diresti della catena Parimatch? Però, i più importanti settimanali di Parigi. Beh, potrebbe andare. Non scherzo, potrei comprarla. Ma costa miliardi. 3 per essere esatti. Ma un regalo di nozze devo pur fartelo. Alberto. Attenta, stanno tornando i 2 colombi. Speriamo che non siano andati tutti insieme. Speriamo. Ciao Alberto. Peccato che non eri con noi, che posti meravigliosi. Dove siete stati? Ma loro a Taormina, ci siamo incontrati salendo a bordo. Il Visconte e io abbiamo fatto il giro dell'isola di Vulcano ed è deliziosa. Abbiamo trovato un posticino per prendere il tè adorabile. Io ho l'isola. Oh, mi dà questi giornali? sono E suoi. tu cosa hai fatto? Non ti sei mossa? Ecco, veramente ti dirò, ho dormito tutto il giorno. Ma lo sai che sei di una bellezza incredibile oggi. Hai un vestito che va pazzamente col colore dei tuoi occhi. Beh, Tieni. grazie. Ecco qui per finire la bellezza del quadro. Sono splendide. Tu sei molto gentile, ma non vorrei privartene. Oh, no. Sai che a me ne basta una sola. Ah, sei qui Ugo. Dove sei stato? Ah, sono stato con Walter fuori. Potevi andare con Luciana però. Ma tanto Luciana con me non si diverte. Con lui invece ti diverti, eh? Beh, insomma. Sai che mi sta preparando un servizio magnifico. Magnifico per te forse. Ah no, vedrai che piacerà anche a te, sai papà. Non Vero credo. Walter? Sì, credo che le piacerà perché abbiamo gli stessi gusti io e lei, penso. Certamente Ho fatto- no. Lei i miei gusti non li conosce. Sai, papà non è mica un tipo tanto moderno. E tu lo sei troppo, vero? Beh, insomma, papà, io vado in cabina. Vedrai che ti convincerai, eh? Ho i miei dubbi. Non mi convincerò. E neanche lei mi convincerà. La prego di lasciare in pace mio figlio. Ma dici a me? Sì, a lei. Ma lo dico a suo figlio, cosa crede che sia divertente sentire la mattina e la sera Nencini, Battistini, Filippini, Caccianini, Martignani, Micini, ma tutti i nomi dei ciclisti? Ah sì, ciclismo, eh? Ciclismo, eh? Che cos'ha lì dentro? Beh, sono degli indumenti personali. Ah, sono indumenti personali, eh? Sì. Vediamo un po'. Questi indumenti personali. Ah sì? Questi sono indumenti personali, vero? Vabbè, ma poi... Ecco, indumenti personali! Schifoso! Guarda qui cosa c'è scritto sotto la fotografia della Gibelli. Non ho gli occhiali. Ah, non hai gli occhiali? Allora leggi tu. L'ho letto. Ah sì? Bene. Allora, la giovane Ersilia Gibelli, ormai affermatasi con successo nel mondo lirico, è stata scritturata al Covent Garden di Londra per sostituire Adriana Bressan nella rappresentazione della Norma. Sostituire me, capisci, sì? Ma tu il contratto firmato gliel'hai rispedito? No, non l'ho rispedito, ma questo rospo non lo mando giù. Andiamo al primo telefono e chiamiamo Londra immediatamente.
Ma sono le 7, l'ufficio sarà chiuso. Non importa, se non è più in ufficio, lo cerchiamo a casa, ho il numero del mio carnet, così gli parlerai e gli dirai quello che si merita. Io? Sì, tu. Potevi fare a meno di darle quel giornale? Perché, poveretta, ha ragione. Ma... Poveraccio, alle volte 2 beceffoni sarebbero veramente sacrosanti. Prendi nota per quando dovrai farlo tu. Cara Elena, sai benissimo che a me sono spesso un gesto spontaneo come le carezze. E li meriteresti anche tu, dandole quei giornali, sei stata di una perfidia? Beh, io ho voluto fartela conoscere sotto tutti gli aspetti. Sai, le fabbriche di ceramica guadagneranno molto con voi due. No, non più di quanto abbiano guadagnato con noi due. Stasera dovrai usare tutto il tuo charme per calmarla. Penso invece che sia molto più opportuno tagliare la corda. Senti, non verresti a cena con me? Conosco un posticino. Lo stesso dove sei andata a prendere il tè con Adriana? Oh, non sarebbe di pessimo gusto. Scendi. Ma dove siamo? È una villa. Questo lo vedo. Beh, non fare domande inutili allora. Ma Ho detto scendi. Vieni. dove andiamo? Un grosso colpo. Non ti basta la collana? Quello è un regalo per te. Permetti che anch'io mi guadagni la giornata. Ma io non lo voglio quel regalo, voglio andare via. A piedi? Siamo a 20 chilometri da Catania. Se vuoi fa pure. Ma perché mi hai portata qui? Credevo che ti divertisse. Niente affatto. Io ho paura. È meglio rinunciare. Rinunciare? Impossibile. Se non agisco stanotte, è probabile che quello di cui mi voglio impadronire non stia più qui ad aspettarmi. Ma che cos'è? Hai mai sentito parlare del Koh-i-Noor? Il famoso diamante indiano. Questa è una cosa ancora più rara. Non c'è niente di simile neanche alla corte di Inghilterra. Allora ne vale la pena. Assolutamente. Maledizione. Che c'è? È aperto. E beh, Doveva essere chiuso. chiuso. Ma non capisci che anche un particolare apparentemente insignificante come questo può nascondere un grosso pericolo? Allora vengo anch'io. Guarda, questo cancello aperto mi fa una maledetta paura. Devi andartene. Vuoi che ti aspetti fuori? Ma dentro o fuori sarebbe la stessa cosa. Prendi la mia macchina e vattene. E tu? E io mi arrangerò, andrò alla spiaggia a piedi. Ma tu vai. Ti ci vuole del tempo. Potrebbero prenderti. Non vuoi andartene? No, voglio restare con te. T'ho avvertito, c'è pericolo. Proprio per questo voglio restare con te. Va bene. Ma come? Hai la chiave? È falsa. Ma io ho paura. Andiamo via, andiamo via. Ha funzionato. Fa piano. Ma c'è qualcuno? La servitù, ma questo sarà a letto. Vieni, quello che cerco è nel salone. Ci sei già stato qui? Cosa? Ah sì, un mese fa come elettricista. Non mi avevi detto che eri a Milano? Oh, senti, queste domande lasciamele fare dalla polizia. Se ci prendono, vieni. Ma che fai? Accendi la luce. È pericoloso rubare al buio. Si rischia di rompere qualcosa e c'è anche lo scasso. Oddio, guarda. Questo viso non mi è nuovo. È la signora della collana. È vero, è proprio lei. Ma che strana combinazione. Non sarà mica una trappola. Non so, ma è bene vederci chiaro. Che fai? Ho chiamato la servitù. Ma tu sei pazzo. Voglio sapere chi è questa signora. Quando una cosa mi suona strana, io voglio sempre andare in fondo. No, tu puoi andare in galera. Antonio, chi è questa signora?
Come dice, signore? Ti ho domandato chi è. È la marchesa sua madre, signore. Ah, e per questo non mi sembrava un viso nuovo. Ma scalzone! E io stupida che mi sono fatta prendere in giro fino adesso! Ma chi sei? Ho tanti nomi che non riesco mai a ricordarmeli tutti. Antonio, vuoi dirli tu, per favore? Marchese Michele Angelo delle Terrazze, barone di Piazza Armerina, marchese di Partinico, duca di Panesco, marchese di... Ne ho tanti altri che non riesci a ricordarli. Antonio, prima di andare a dormire, cercami quella bottiglia di scotch 1882. Quella del nonno, signore? Quella del nonno. Un whisky simile non lo trovi nemmeno alla corte del re d'Inghilterra. Non mi toccare. Non ti piace più? Non mi piacciono i bugiardi. E i gangster sì. I gangster sì. Beh, in compenso i miei antenati erano dei pirati, rapivano le donne e le portavano nei loro castelli. Io continuo la tradizione. Di tutto l'anno, l'amore che mi dà sia di l'autunno. Sole, sole, sole di tutto l'anno, l'amore che mi dà sia di l'autunno. La 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 la. E dimmi, dopo sposata, continuerai ad occuparti della tua rivista di mode? Boh, se ne avrò voglia. Certo, con i soldi di Alberto potrei mettere su addirittura una casa editrice. Ci sarei riuscita anche da sola, sta tranquillo. Non sposo Alberto per questo. Se fossi in te aggiungerei un non solo per questo. Ma cosa credi, che siano tutti come te? Sempre in cerca di attaccare il cappello ad un chiodo. Infatti ne ho dato la prova quando ti ho sposato. Mi hai fatto ricoprire di debiti. Che non hai pagato. Questo è un altro discorso. Fatture pellicce? Il vino. Grazie. I gioielli di Cartier, i modelli di Orly hai avuti, no? E tu le macchine solo Mercedes, Ferrari, Jaguar. Non ti sei mai accontentato di un'utilitaria? Ah, perché ci saresti salita tu? Beh, adesso potrai anche avere una Rolls Royce con Adriana. Vuoi che lo dica ad Alberto di regalartela? Va tutto in conto. Che cosa vuoi dire? Parla chiaro. In fondo dico che Adriana è un buon partito e ti potrà mantenere a Châteauneuf-du-Pape tutta la vita. Mia cara Elena, voglio tu sappia che nessuna donna mi ha mai mantenuto. Non so se sposo Adriana. Ma se la sposerò è perché ne sono innamorato. Ah, sì? Già? E da molto tempo, dalla prima volta che l'ho sentita cantare. Oh, Luca. Ma se tu non hai mai messo piede in un teatro d'opera, ma cosa fai? Anche le bugie le trovi nell'alfabeto come i titoli nobiliari? Lo dici perché non ti va che mi piace Adriana e che ne sia innamorato. Ma dovrebbe bastarti averle portato via il marito, no? Ma io non ho portato via niente a nessuno. È stata colpa di Adriana che gli ha reso la vita impossibile. Anche tu poco fa hai detto pover'uomo. Sì, certo, e lo ripeto, pover'uomo. Non so come faccia a essere felice con tutti i quadrini che ha. E che adesso fanno comodo anche a te. A me? Tanto per essere chiari, al signor Bressan ho proposto un affare d'oro. Certo, di portarti sua moglie a letto. T'ho già detto l'altra sera che so tutto. E io ti dico che incominciano a prudermi le mani. E a me le unghie. È veramente acceso. Cos'era destinato a me? Come questo piatto? Sì. Ma vuoi sempre avere tu l'ultima parola? No. No, non toccare questo, eh? Non mi toccare, non mi toccare, mascalzone! Strega! Farabutto! Golondrina! Ma che succede? Che succede? No, niente. La signora ha trovato che il vino non era di suo gusto. Buonasera.
solo a vedere cosa sta facendo Ugo e torno subito. Ma non lo so, quando l'ho lasciato ero incoperta che parlava col fotografo. E che cosa dicevano? Non lo so, tu mi hai detto che non è educazione interessarsi degli affari degli altri. Se mi permetti, questi sono anche affari miei, sai? Sul Bondone, su 65 corridori, lo sa quanti ne sono arrivati? 15. E 7 sono saliti sul camion, se no non arrivavano. Doveva vedere il Fornara disteso. Ah, basta col Fornara, basta Fornara. Era maglia E rosa. allora che mi parla del Fornara? E mi faccia piacere, basta. E Servatel, Pavani, Fornara, Cinelli, Cazzulani, Vicini, Bini, lo Mollo, vede, insomma. che li conosce tutti. Ma io per forza, trovo che mi fa la testa così, come un pallone me la fa. È possibile che non c'entri nient'altro con la bicicletta? Ma non sa Una parlare di bella altro. notte stellata, di che cosa vuol parlare? Ma appunto, con questa bella serata, guardi, ci sono le stelle, c'è il cielo, siamo sulla nave, con la musica, con tutti i bei tocchi che chi? Ma con le donne non ce l'ha Non parliamo di donne che sono tutte una bella fregatura, glielo dico Ma che io. fregatura le donne in tema, lo sa che suo padre è deluso. Ah, sì? Suo padre si aspetta, da lei si aspetta qualcosa di diverso, sa. Ah. Sì, un figlio unico, così, che è sempre lì a parlare di Ah biciclette. sì? E intanto mio padre dalle donne si fa fregare solo i quattrini e basta. Ma perché non signor, cosa gli interessa? Però lui ci è sposato e ha avuto un figlio, e così si aspetta da lei, ma andiamo con te donne, avanti. Vabbè, che io con le donne non ci so fare. Poi io non voglio che mi sposino per la mia posizione, io voglio che mi sposino per il mio fisico. Che la sposino per il suo fisico. Oh, già. Va bene. Ma forse qualcuno può anche trovarla. Ah sì? Ma però prima deve conoscere, deve parlarle, andare avanti. Ecco, è lì il difficile. Ma perché è difficile? Sì, perché vede, io so tutto sulle donne, so tutto quello che si deve fare dopo. Bella il dritto, la sa cosa si fa con la ragazza. Sì, ma il difficile è cominciare, io non sono capace di Forse cominciare. la cosa più, la roba più facile cominciare. Ci sono 25.000 occasioni, una sigaretta, non so io, la musica. Prenda la musica. Ecco, invece di tenere qui me a parlare di biciclette, si prenda una donna, se la metta lì sulla poltrona, sceglie un bel disco. Ecco, questo qui, guardi che bel disco, dov'è? Eccolo qua. Vuoi ballare con me, amore mio? E si balla con la donna. I miei amici sono tutti sposati con delle donne conosciute nelle balere. Si fa così. Ma andiamo. io non so ballare. Ti insegno io. Desidera fare questo ballo? Prego. Su, bella creatura, su, venga su. Andiamo. Su, coraggio, una mano qua dietro la schiena, così. Dai, io mi sul vergogno. collo. E poi stretti abbracciati, guancia a guancia, così. Strettamente e teneramente, così. E poi languidamente trasportati dalla musica, si dice una frasettina come son felice stasera e un bel bacio col caschè. Un bel caschè. Vorrete piantarla invece di continuare questa disgustosa scena davanti all'equipaggio. Ma no, andate via. Ma no, avanti ma alla cabina. Avanti su. Ma cosa che Anche lei, stava vada alla senta, cabina. guardi, Ho che detto io se ne le- vada. Vada via. Ferri, sta via, Insomma, andate. sta L'ho fatto per te, Ferri, sa. Io non vorrei che lei pensasse Andate via. che- Via. Giocano, scherzano, sono ragazzi. Ecco, domattina poi parleremo e anche a lungo. Adesso vada pure a dormire, vada nella sua cabina. Anche tu vai a dormire, vai in cabina, via. Ma papà, lascia che ti spieghi. Cosa vuoi spiegare adesso? Vai nella tua cabina. Papà! Oddio, ho sbagliato cabina. No, c'è la bicicletta. Cosa fa nella mia cabina? Signorina. Scusi, signorina. No, scusi, signorina. Scusi. Lei è nel mio letto, sa. Chi è? Walter. Walter. Ma no, io sono il signor Ugo. Meno male, Walter è cattivo. Mi rinchiuderebbe ancora nella sua cabina. Lei invece è gentile. Sì, ma... Ma è buono, è carino. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. È matta. Ma come buonanotte? Scusi. Io dove vado a dormire? Signorina. È nuda. Walter dov'è? Che fai lì vicino alla porta? Avanti. Lei. Walter. Nella mia cabina c'è una donna nuda. È da lei, è Greta, la mia ragazza. La sua ragazza sta nel mio letto. E adesso cosa faccio? Bisogna stare attenti, eh. Se quella si attacca non si stacca più, eh. Io da quando ho conosciuto lei sono diventato un altro uomo. Proprio da quando l'ho incontrata io sono un altro uomo. Dovunque vado non vedo che lei. Non riesco più a staccarmene davanti agli occhi. Sempre lei. Solo lei. Ma questo è amore.
Ah, bene, siamo a questo punto, siamo, eh? Ma no, papà... Cosa? Vai nella tua cabina, sai? Quando domattina ne Come te lo riparleremo. devo dire? Vai, non parlarmi, sai? Mi fai arrabbiare. Vai nella tua cabina, ti ho detto. E niente segni d'intesa fra voi due, eh? Mi conta lei domattina, appena arrivati a Palermo, rifà il suo fagotto, prende il primo treno e se ne va, ha capito? No, ma io credevo che aveste bisogno di me qua. No! Non abbiamo bisogno di lei. Né mio figlio, né tantomeno io, delle sue prestazioni. Si vergogni, metta giù le mani, non mi tocchi. E poi magari trovano delle principesse che li sposano. Eccola qua. La fonte di tutti i miei guai. Posso? Prego, io non la tocco. Su. Ehi, un momento, lei. Eh? Dove ha trovato questa ragazza? Nella cabina di suo figlio. E allora gliela riporti subito. No, guardi che nella cabina di suo figlio dà fastidio. No, darà fastidio a lei, ma non a mio figlio che ce l'ha portata. Ma io... Nessuna obiezione, l'ha portata lei a bordo questa ragazza? Io non ci mancherebbe altro. E allora se non l'ha portata lei, l'ha portata Ugo. E basta, l'ho detto, lo lasci in pace mio figlio. E basta anche con queste scene disgustose di gelosia. Dia che questa ragazza, avanti, la dia a me e vada subito in cabina. Vada a dormire, altrimenti chiami il comandante, sa? E la faccio mettere ai ferri. Avanti. Oh. Sì. Te l'ho riportata. Ma come, me l'hai riportata ancora di nuovo qua? Sì, te l'ho riportata. Tu non puoi immaginare, Ugo, la gioia che mi hai dato questa notte. Insomma, come ti devo dire che con questa ragazza io non ci ho fatto proprio niente? Non cercare di giustificarti. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Solamente potevi avvertirmi, le avrei riservato la cabina migliore. Ma non ci ho fatto o niente. forse hai preferito che non riservassi nessuna cabina? No. Per avere la scusa di tenertela qua giorno e notte. Dio, come ti capisco, come ti capisco. Buonanotte, buonanotte. Scusa, papà. Evviva le donne! Cosa fa lei qui? Vada a letto, a cuccia, nanna, nella sua cabina. Buonanotte. E allora quando ho visto che era lì su quella panchina e sta piangendo, sa, le donne quando piangono, lo so che è il proverbio milanese, no? Il lacrimino un bel donin fa diventare cerichetto anche un assassino. Cioè il pianto di una donna farebbe diventare cerichetto, insomma, anche un assassino. E allora io mi sono inchinato per domandare cosa voleva. E lei? E lei? Lo sa cos'è il tacatut? Quella specie di resina indiana. Sì, non la produco, ma credo sia una specie di, appunto, di resina. Ecco, credo una specie di tacatut. Mi si è veramente attaccata come il polipo allo scoglio. Come l'edera all'olmo, io sono anche un po' poeta, sa? Sì. Come il ministro alla sua poltrona mi si è attaccata, si immagina? Buona questa. Beh. Allora io sono arrivato sulla nave e lei naturalmente mi ha seguito a nuoto, ecco tutto. Io devo chiederle molte scuse per quello che è accaduto questa notte. Beh, si immagini. Beh, no, non fa niente. Vorrei chiedere scusa anche alla signorina. Sì, perché io lì per lì cosa vuole? Me la vedo lì, sai, in quelle condizioni, l'avevo presa per... Ma no, sì. è una brava ragazza, sa? Andiamo. È un po' matta, un po' matta. E così ho passato la notte nella sua cabina. Sì, ma io non ho mica dormito qui, sa. Sono stato su in coperta. C'era anche un bel frescolino, c'era. Permette. Sì, stia tranquilla, non è successo proprio nulla. Che vergogna. Vergogna che non è successo nulla. No, ma Sile mi ha visto in questo stato qui. Beh, ormai. Ma lei chi è? Come, non lo sa? Come? Io sono un Lemeni. Lemeni? Il patrono di Mafillo? Il onustiale? Beh, proprio il padrone no. Io sono, come dire, un sottoprodotto. Sono il figlio. Il figlio del patrone, una grande famiglia. Beh, proprio grande no. Siamo io e mio papà. Mio papà sì che vorrebbe che io la facessi aumentare, ma... E Scapolo? È vaccinato. Come mai? Cosa vuole che le dica? Io con le donne non ci vado mica tanto d'accordo. Oh no, non che le donne non mi piacciono, ma insomma, io non guardo solo alla bellezza. Io vorrei che la donna avesse qualche cosa di più dentro. Vorrei che fosse un po' come me, una donna sportiva, ecco. E che si interessasse delle cose che mi interesso io. Che combinazioni, io sono sportivissima. Ah, sì? Sì. Ah, questo sì che mi fa piacere. E qual è lo sport che le piace di più? Il gioco del calcio. Le piace il gioco del calcio? Nonno, proprio l'unico sport che detesto, per carità. Ah, volevo ben dire, tutta una corruzione Il quella. ciclismo, invece, quello è un sport che mi piace moltissimo. Le piace il ciclismo? Molto.
Davvero? Sì. Allora sì che va d'accordo con me. Lo sai che io sono proprietario di una squadra ciclistica? Bravo. La Lemeni Velocipede. Oh, scusate, sono io. Sono venuto a chiedere scusa alla signorina per quanto è accaduto questa notte. Ho già fatto le scuse anche al suo fidanzato. Fidanzato? Quale fidanzato? Lui, no? Lui? Mai stato fidanzato con quello? Mai. Scusi, lei non è venuta a bordo per lui? Lui? Io sono venuto per lui. Per me? Allora cosa sono queste balle che mi ha raccontato lei? La panchina, le lacrime, le preghiere, l'edera, il polpo? Sì, è vero, Ma è lei che è un lurido porco! Un sudicio polpo! Non la signorina! Ma lei che avendo adocchiato la sua preda, vero? Non la vuol mollare con i suoi tentacoli schifosi! Se ne vada! Sbarchi subito con le sue valigie! Se non la getti in mare, sa? Se ne vada! Voi continuate pure la vostra conversazione. Scusate se vi abbiamo disturbato. Via! Ma scusi, perché è andata a dire che è venuta a bordo per me? Non è mica vero. Infatti, sono venuto proprio per lei. Per me? Ma dai, se non mi conosceva nemmeno. L'ho visto, sa? L'ho vista. E dove? Al Giro d'Italia dell'anno scorso, mentre gridava ordine alla sua squadra. Stavano in piedi nell'automobile come Eisenhower. Ma cosa faceva lei al Giro d'Italia? Come che ce facevo? Io seguo tutti i giri, io, tappa per tappa, e mi ricordo di tutto. Ah sì? Allora si ricorderà anche della formazione della mia squadra. Che squadra, che Modestamente squadra. una cannonata. Magnifico. Si ricorda? Davvero. Nencini, Fornare, Fornare, Benedetti, Padovan, Padovani, Colletto, Colletto, Massignani, Massimia, Boni, Moser, Tarichini, Carini, Polacco, Polacchi, Pittetti. Walter? Ma sei arrabbiato? Lo credo bene. Mi hai fatto passare per bugiardo imbroglione e secca sai passare per quello che sei veramente. Scusa, ma lui mi vuole sposare. Ah sì? E tu mi sposeresti? Io? Io non sono mica scemo. Lui invece lo è e mi sposa. No, ma scherzavo. Uno che sposa te non è scemo, anzi. Allora perché non mi sposi tu? Io ti voglio ancora. No, per amor di Dio non piangere perché non ti posso sposare. Oh già, che stupido! Sono sposato io! Non te l'ho mai detto perché sono un mascalzone, ma io ho 2 figli e una moglie. E un'altra moglie in Messico, dalla quale sono divorziato. Sono inguaiatissimo. Sai, sposati tu, sei una brava ragazza e lo devi fare. Vuol dire che se un giorno trovo un piccolo ciclista biondo con gli occhi azzurri che mi domanderà: Cudi, per favore, che ora è? Capirò che tuo figlio gli darò un bacio in fronte. Vai. Ciao, auguri. In bocca al lupo. Così che il signore è sposato con 2 figli? Io? No, Così che il signore è bugiardo? Beh, qualche volta. Quando serve. Però... E naturalmente anche Luca è rimasto a bordo, non è vero? È andato a impostare, ma ritorna a pochi minuti. All'ora 0 arrivo io con Lemeni come testimone. Sei contenta? Molto. Allora d'accordo. Non dovevo. Perché dici così, cara? Finalmente. Sono felice che tu sia qui. Ma è una pazzia, Luca, non dovevo venire, è una pazzia. È per queste pazzie che vale la pena di vivere. Mio amore. Adriana, va via, tuo marito sta per arrivare. No. Sì, l'ho preceduto di corsa per avvisarti. Tu? Non ti credevo così, amica. Ma perché l'hai fatto? Perché non volevo che un'altra donna soffrisse quello che ho sofferto io. E io che stavo lavorando anche per la tua felicità, per il tuo bene. Smettila, sei odioso. Ma no, Alberto,
certo no. Sei o non sei un amico? Sì. T'ho detto che ho bisogno di un testimone. Pardon. Prego. Pardon. Mi spiace averti fatto perdere un buon partito. Anch'io a te. Adriana era molto ricca. Sì. Accidenti all'amore. Accidenti. Non è formidabile l'idea di una seconda luna di miele a Venezia? È meravigliosa, caro. Ti adoro. Anch'io, amore. May I? Prego. Come due provinciali. Can I see the menu, please? Thank you. Lei cosa c'è? Do you have a match, please? Thank you. Prego, da bere. I signori vogliono ordinare qualcosa? Sì. No, grazie, non abbiamo fame. Ma come non abbiamo fame? Non abbiamo fame. Come vogliono? Andiamo. Ma non si mangia mai! Finalmente soli, signore. Volevo dirle che il visconte di Sauvain è partito con la signora Lagarde. Sì, lo so. E anche il fotografo per fortuna se n'è andato. Ah, meno male. Col suo permesso, meno male. Posso dare gli ordini per la partenza? Senz'altro, Edmondo. Arma la prora e salpa verso il mare. Vi costerà molto Buongiorno. caro. Ciao. Ciao. Come Vi va? avvertiamo dunque che il vostro no. contegno... Scusate, fate pure. Contegno inqualificabile verso un artista di chiara fama internazionale. Stai scrivendo, sì? Internazionale. Avrà le sue conseguenze in tribunale. E così impareranno chi è Adriana Bressan. Quanti giorni ci vogliono per andare in Grecia? Un paio di giorni, signorina. Senta, comandante, ce ne mette anche 3. E la notte navighi piano. Come? Sì, per via del beccheggio. Sa, mio figlio soffre il mal di mare. Anzi, la notte arresti addirittura le macchine, eh? Sì. Edmondo? Dov'è Ugo? A prua, signore, con la signorina e il nuovo passeggero. Ah, quale passeggero? Il signore che si è imbarcato a Palermo, amico di suo figlio, signore. Lasciate stare che è un'idea veramente formidabile e modestamente l'ho avuta io. Pensa un po', il primo giro ciclistico della Grecia è completamente organizzato dalla ditta Lemeni. Poi tu mi prepari il percorso e la squadra e io e lei approfittiamo del viaggio di nozze per seguire tappa per tappa. Oh caro, è il viaggio di nozze che ho sempre sognato. No, non solo, ma all'arrivo di ogni tappa il bacio al vincitore glielo dai tu, mica sono scemo, dai. Oh, Ella, papà, guarda chi c'è. Ah, commendatore, buongiorno. Oh, il signor Barcali, onoratissimo. Cosa ne dice del progetto di mio figlio? Per me gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Comunque, volete un consiglio? E fatevelo da soli il giro. No. E poi tu che gli hai una bella mogliettina e fallo fare a lei il direttore tecnico sportivo, no? Senti, posso dare un bacino alla sposa? Sì, però dopo dai a me. A te ti do una stretta di mano e ti faccio tanti auguri, me ne torno a casa. Allora la porti un bacione a Firenze. Sì, figuri, è la mia città. Arrivederci. Arrivederci.